Ecco l'inizio della sonatina canonica di Luigi Dalla Piccola per pianoforte, ispirata ai capricci di Niccolò Paganini per violino solo. Sarà uno dei brani protagonisti di questo festival convegnistico, direi, concerti e convegni, realizzato dal Teatro Verdi di Pordenone in collaborazione con l'Università di Udine e dedicato quest'anno alla figura di Luigi Dalla Piccola, istriano di nascita, personaggio poliedrico come pochi nella storia della musica. 3 concerti, un sinfonico, 10 novembre, inaugurazione, Roberto Prosteda al pianoforte, Massimiliano Caldi sul podio di Roma 3 Orchestra, concerto di Luigi Dalla Piccola per pianoforte e orchestra e prima esecuzione mondiale del concerto Phoenix, quindi la Fenice, di Matteo Rubini. 11 novembre, Simone Liberale, giovane valente pianista italiano lanciato da noi, proprio pordenonesi, nell'empireo dei nuovi interpreti, protagonista di un recital per pianoforte che vedrà il quaderno di Anna Libera di Dalla Piccola e poi un prima, durante e dopo, quindi con collegamenti a Salvatore Sciarrino, Crumb e Petrassi. E poi il 12 novembre, terzo concerto conclusivo, Alessandro Del Javan pianoforte, Daniele Orlando violino, geometria variabile, che ci farà scoprire anche i legami non solo fra Dalla Piccola e Paganini, ma fra Dalla Piccola e Tartini, con la celeberrima tartiniana. E quindi celebreremo una figura fondamentale nella storia della musica in senso universale, vista dal punto di vista del Dalla Piccola compositore, didatta, interprete e colui il quale ha rivoluzionato il linguaggio della musica. Figure oltre il presente, l'edizione 2022 è dedicata ad un compositore che sicuramente non è tanto passato sotto i riflettori delle stagioni concertistiche e della critica. Un compositore parzialmente sconosciuto, verrebbe da dire, eppure importantissimo, Dalla Piccola. Dalla Piccola è un musicista che ha avuto un ruolo enorme nella diffusione della musica dell'area mitteleuropea nel contesto italiano, attento divulgatore della musica di Arnold Schoenberg, della dodecafonia, attento cultore anche della musica dell'area istriana, prima che si trasferisse a Firenze dove avverrà il suo grande battesimo come compositore di rilevatura internazionale. Nel corso di queste 3 giornate esploreremo proprio questi aspetti di Dalla Piccola. Figure oltre il presente si apre con una giornata di studi dove indagheremo la grande vocazione proprio internazionale di questo compositore, i suoi rapporti con Schoenberg, i suoi rapporti con Biagio Marina, con la cultura istriana. E in secondo luogo un focus su una sua opera importantissima, il quaderno di Anna Libera, e su tutte le vicende che hanno accompagnato questa composizione. L'analisi della partitura, la colonna sonora nata da questa partitura e addirittura delle opere pittoriche che sono nate su questa composizione stessa. Quindi una sorta di grande iter attraverso la genesi che può avere una composizione. E poi le 3 serate concertistiche. Che cosa ci si auspica da questo festival? Che Dalla Piccola in un certo senso sia studiato, sia approfondito, ci saranno degli interventi di carattere musicologico, ma anche che la sua musica sia apprezzata da tutti, perché al di là delle apparenze che lo rendono così parzialmente distante dalle stagioni concertistiche, la musica di Dalla Piccola è apprezzatissima e conosciuta in tutto il mondo e quindi è bene che transiti anche attraverso Pordenone.